Allora, a questo punto ci dovrebbe... Chi è? Permesso, scusavo No, qua, ma devo dica. che aspettare Sintra. Cosa c'è? Stoccata Sintra. No, beh, cosa c'è? Oh, ciao. Buonasera, ciao. Ciao. Il sindaco, buonasera. E allora? Fate fiscale. È il sindaco di? Sono di casa adesso, posso fiscare, Di no? Andi è il sindaco di? Di Scraffingio. Ah, è vero, mi avevo dimenticato la... Scusi, Paese Scraffingio. Capito? Provincia? Provincia? No, di Scraffingio. Sapete cosa, non è che devi aspettare. Allora, sindaco, com'è andata la festa del patrono? La settimana scorsa abbiamo fatto la Gasti, prima... al massimo, dire la verità è andata molto bene. Abbiamo portato in processione Sant'Arrungioso Martire, l'abbiamo buttato nel fiume, ci doso che un serrio, l'abbiamo ripescato dopo 2 disi, tenete in guida sanutanti, dei chili e mese prese. Non ridete No, voi, ma buttate il santo nel fiume. No, poi. no, è un'usanza debita, ci getta sul santo nel fiume, capito? Ma perché si butta il santo nel paese? Dunque, si butta nel... Allora, è una questione di simboli, ma... Venga qui, sindaco. Più qua, non ci abbiamo un mesuizza. Allora, è una questione di simboli. Voi, in poche parole, essendo Sant'Arrungioso, l'acqua lo purifica. Ecco. La storia del santo dice addirittura che, in poche parole, Sant'Arrungioso ci dianta gettato nel fiume, poi t'ha avuto impestato di Arrungia, certo, per purificare tutto. Allora, come ci dianta gettato nel fiume... Ma lui si era liberato il paese dalla pestilenza? No, voi Issu si è molto... L'acqua l'aveva purificato? Ma t'ha purificato. Issu non sapeva nuotare, lui non sapeva nuotare, si è molto alluppato. E in poche parole ha inquinato tutta l'acqua di questa Arrungia, i pesci sono tutti morti e tutta questa gente che buffata di questa acqua si moria. Una tragedia. Ma che schifo. Una tragedia. Ma che santo patrono avete? Beh, questo ci fu, questa gente si fu affezionata, veniva da leggerci da fulli a Sallica. Butta un santo all'alica. Scusi, anche lei butta un santo all'alica. Infatti io sono... se sto aspettando, quindi basta che un altro non veda dove si sa. Come che un altro? Basta il santo di Aici ne sbida, sa? Chi passa da noso, da riceso, di che non la sta sul mondo con me e a far Napoli. Certo, è chiaro. Comunque, che ne sono Santos di si presta di consigliarci. Noi giovedì abbiamo riunione di giunta, dobbiamo discutere sul PUC. Sul? PUC. E te il PUC? PUC, piano urbanistico. Dunque, su questo piano... vabbè, questo... Comunque, decido su Santura, fancuffia. Va bene. Allora, vedo che ha 2 coppe, sono per noi? Sta pizza. Si piace sta pizza? La mangiamo. No, devo a pausa dopo con calma. Andiamo, certo. Andiamo, dopo ce la mangiamo. No, queste sono... Abbiamo dato 2 categorie nuove di premi in paese. E in poche parole di peso fai premio. Sicuramente in bidda non ti ingiaiamo su dinari, scusa, posso palco, per mettere un palco, un complessino, un cosecce. E in sai su una deliberato, andavo su a Castello, e cadante questo scirimpo ci funto ogni lungo. Vabbè, non c'è mica cosa, come te dici? Ci sei su ogni lungo. Vabbè, cosa c'è? Ma mica su scimpo, deve valutare. Vabbè, dai, chi dobbiamo premiare? Allora, dobbiamo premiare ancora malattie di paese. Allora, abbiamo miglior piorrea. Piorrea? Scolo di pus in bocca. No, che schifo, che c'è gente che sta cenando a casa. Vabbè, no, è usato, però quando incominciano a mangiare incomincia a diventare amaro. Non dica schifezza, venga, la smetta. Chi vince il premio? Allora, vince il premio zia Gengiva Scallata. Ecco. C'è il Gengiva Scallata? Penso di no, non da avvisare. Si dà visti dei fustetti. Andiamo a Ghiane, tanto non... No, a lei che è pronto. Grazie a Rua. Allora, invece questo, se etichetta non c'è, allora vince il premio miglior divorzio dell'anno. Come divorzio? Sa prima che si storra del suo video in bidda, la premiamo, le diamo il premio. Si storra? Si divorzia, come si chiama in italiano, Allora, miglior divorzio dell'anno vince il premio zia Peppina Vuia. Se c'è? Non c'è, zia Peppina Vuia. Non c'è? No. E se fuia ti ci posso fare. Allora, da Ghiane, manca si vuole del suo ci fica non si abbassa. Allora, io vado e vi ringrazio per il costo. Grazie a lei. Aspetta, il gettone di presenza chi lo devo? Come il gettone di presenza? Va bene, no. Il consiglio comunale. Deve essere sobrio gratis. Vabbè, viene. Su 50 euro, su 25 a me, 25 su comune, c'è da te. Comunque, io invito tutta la gente, questo fine cita, abbiamo in paese Sagra de Sameva Birongia. Benese. E com'è la sagra de Sameva? Allora, in poche parole... Non rida, però lei. Ma rida. È spazioso, è divertente. Ci riuniamo tutti nella piazza davanti al comune, tutta la gente, belli, bambini, vovidas e mulleres. Ci incontriamo lì, noi siamo sopra nel balconcino del comune, scudeso su mera Birongia sconcheddadura. La gente? Alla gente. Ma la gente non si arrabbia? Si arrabbia, però è usanza distruggere sta gente in video, quindi. Ma che stupessa la gente? Vabbè, comunque venite in tanti, arrivederci. Va bene. Il sindaco di Scraffingio!